Pomeriggio e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento online dedicato agli approfondimenti tecnologici e in particolar modo oggi di una tecnologia costruttiva. Oggi infatti parleremo di blocchi casteri leggeri ICF, poi ci spiegherà il primo relatore cosa si nasconde dietro questo acronimo e scopriremo in pratica le caratteristiche di questo sistema attraverso la presentazione di un caso studio di una casa clima che è stata, scusate, di un'abitazione che è stata certificata Casa Clima Goal e che è stata costruita in provincia di Varese. A parlare di questo sistema e dell'abitazione abbiamo l'ingegner Dennis Trovò di BioIsotherm che avete già avuto modo di conoscere, di seguire via web attraverso naturalmente altre web conference che abbiamo fatto negli scorsi mesi, l'altro, il penultimo era proprio 15 giorni fa, e anche l'ingegnere Alessandro Molla, che è il costruttore e il committente della casa. Quindi avremo anche un punto di vista un po' diverso, se volete, dal fornitore del sistema costruttivo. E naturalmente sono già collegati e quindi saluto sia l'ingegner Trovò che l'ingegner Molla. Buon pomeriggio a tutti e due. Buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Allora, il primo oggi a parlare sarà l'ingegner Trovò. Prima di lasciare la parola però a Dennis, io devo darvi qualche informazione proprio di carattere solo pratico, per cui vi ricordo che tra un paio di giorni riceverete una mail dalla quale potete scaricare le relazioni che vedrete questo pomeriggio, che sempre tra un paio di giorni avete la possibilità di rivedere questa web conference sul nostro canale YouTube di Comnews e che questo invece riguarda proprio la giornata di oggi, avete la possibilità di interagire con i due relatori ponendo delle domande nell'apposita sezione appunto domande che trovate sul menu a tendina alla vostra destra e che poi io andrò a rivolgere ai due ingegneri. Detto questo, io lascio subito la parola all'ingegner Trovò. Prego, Denis. Grazie Lara, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questa nostra seconda puntata degli ultimi 15 giorni. Nel primo evento ci siamo dedicati ai solai, termosolaio, con un intervento di ristrutturazione di solai. Oggi invece vedremo una nuova realizzazione parlando di una casa clima, un edificio certificato secondo uno dei protocolli di maggior prestigio in Italia. Cosa significa? Andiamo a vedere una realizzazione di un'abitazione NZEB, cioè di un'abitazione che consuma pochissima energia. Ormai tutti lo sapete, ma è solamente per un'introduzione. Sappiamo che sono degli edifici che necessitano di pochissima energia per il loro funzionamento, se non altro per un loro utilizzo standard dell'immobile, e per quanto riguarda la climatizzazione invernale, quindi riscaldamento, climatizzazione estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per le perdite diciamo di ventilazione e per quanto riguarda il terziario tutto l'aspetto legato diciamo all'utilizzo elettrico, quindi scale mobili, ascensori, illuminazione. Un fabbisogno energetico molto basso, quindi tendente allo zero, nearly zero energy building, dove la pochissima energia che serve deve essere derivante diciamo da fonti di tipo rinnovabile, vuole essere un solare termico, un fotovoltaico, un eolico, geotermico o qualsiasi altra fonte di energia. Oggi non solamente vedremo NZEB, cerchiamo di sviluppare molti aspetti. Gli NZEB sono il futuro, vi faccio un po' di domande provocatorie e direi proprio di no. Oramai gli NZEB sono partiti dal 1 gennaio 2019 per quanto riguarda gli edifici pubblici, dopodomani, quindi il 1 gennaio 2021 per quanto riguarda l'edilizia privata, quindi l'obbligo di realizzare edifici che consumano pochissima energia. È sufficiente realizzare un edificio NZEB? Io direi di no. Diciamo, è una condizione necessaria, ma non è sufficiente oggigiorno. Dobbiamo tener conto di diversi aspetti che possono essere la sostenibilità ambientale, a partire dai materiali, ma non solo, passare anche attraverso il cantiere, determinate prestazioni acustiche per difenderci dai rumori dei vicini, in caso condominiale, oppure dai rumori verso l'esterno, nel caso di edifici, diciamo, unifamiliari. Deve resistere ai terremoti in modo ottimale, deve avere una certa durabilità nel tempo. Si costruiscono in un modo solo,
Anche qui la risposta è negativa. Esistono tutta una serie di, diciamo, tecnologie costruttive oggi che ci permettono di realizzare edifici a basso consumo energetico. Non esiste una regola, esistono dei principi di progettazione. Costa di più? Anche in questo caso mi riservo di dire di no per quanto riguarda il nostro sistema costruttivo che vi presenteremo oggi, sistemi tipo ICF, SAD, e dipende dalla tecnologia costruttiva che uno adotta. Quali sono i punti di forza? Beh, innanzitutto lo sappiamo già, un adeguato isolamento termico, quindi un involucro che sia ben isolato. Un involucro che abbia ponti termici, quindi nodi costruttivi corretti, significa che non ha dispersioni termiche nei punti cruciali. Non solamente involucro opaco, anche involucro di tipo trasparente, quindi adeguati infissi prestazionali, tipo un triplo vetro basso emissivo, deve essere un involucro a tenuta all'aria, quindi non deve avere perdite, diciamo, attraverso l'involucro opaco, quindi tutto, diciamo, la parte legata alle sigillature e alla tenuta all'aria. Sono degli edifici che non necessitano di un impianto di tipo tradizionale per il riscaldamento, quindi è sufficiente una ventilazione meccanica controllata e innanzitutto sfruttano quelli che sono gli apporti gratuiti solari attraverso gli ombreggiamenti, quindi la gestione, diciamo, degli ombreggiamenti. Il caso di oggi si tratta di un edificio unifamiliare a Carnago, siamo in provincia di Varese, quindi zona climatica E, e è stato utilizzato il sistema costruttivo Argisol termosolaio di Bioisotherm che ha permesso di ottenere la certificazione Casa Clima Gold. Cosa significa Casa Clima Gold? È un edificio che consuma meno di 10 kWh metro quadro annuo, è anche detta casa 10 litri, significa che ha un fabbisogno energetico, diciamo che per metro quadro di abitazione ha bisogno di meno di 10 diciamo, metri cubi di gas per riscaldamento oppure meno di 10 kWh metro quadro annuo. Quali sono i principi per realizzare edifici energeticamente efficienti? Partono direttamente dalla progettazione, quindi attraverso geometrie semplici, come nel caso che vedremo, si tratta di un edificio monopiano e di una parte diciamo più alta che si sviluppa su 2 livelli a creare una sorta di torrino. Un opportuno orientamento per quanto riguarda il layout distributivo dei vari alloggi interni. Come abbiamo già detto, deve essere un involucro termicamente isolato, a partire anche dalle fondazioni. Deve essere un involucro a punti termici corretti, una certa attenzione per quanto riguarda le parti vetrate, quindi tutte le forometrie del mio involucro opaco, anche a passare attraverso le schermature solari, quindi adeguate schermature che mi permettono in modo passivo, diciamo, di beneficiare degli effetti del solari in clima, diciamo, invernale ed eventualmente degli oscuramenti per quanto riguarda il periodo estivo, in modo tale da non far entrare il calore all'interno dell'abitazione. E sono edifici che non hanno bisogno di un impianto di tipo tradizionale, quello classico con caldaia, termosifone, impianto radiante o diciamo i terminali a muro, ma che sfrutta diciamo tutta l'energia solare del terreno, dei venti ed è sufficiente solamente un impianto di ventilazione meccanica. In questo caso siamo partiti da una fondazione a platea. La platea è stata isolata sia inferiormente che superiormente, in questo caso inferiormente attraverso del vetro cellulare, che è un materiale inerte, è un materiale che ha una buona conduttività termica, quindi mi permette anche un adeguato isolamento. Stiamo parlando di conduttività che si aggirano attorno ai 0,13 in ambiente umido, diciamo in condizioni umide, 0,08 watt metro quadro Kelvin per quanto riguarda comportamento dry, quindi asciutto. È stato steso diciamo, geotessuto a contatto con il terreno, si è stato riempito da 30 cm di vetro cellulare e dopodiché si è iniziato a gettare il magrone e diciamo la parte strutturale della platea. Platea isolata non solamente inferiormente ma anche tutto il bordo perimetrale di uno spessore con lastre in EPS pari allo spessore della parete che si eleva nel piano terra. In ambiente casa clima cosa significa costruire? Significa costruire non solamente nel rispetto della legislazione vigente, ma esiste tutta una serie di audit, diciamo, di controllo in cantiere, quindi ci sono dei personaggi, diciamo, che arrivano in cantiere, che prendono nome di consulenti casa clima e vanno a verificare la corretta posa in opera del materiale e tutte le varie certificazioni a corredo. In una progettazione Casa Clima Gold, diciamo, tutti i nodi costruttivi devono essere valutati agli elementi finiti. Quindi vedrete nelle slide anche successive, diciamo, tutta una serie di dettagli costruttivi e di analisi agli elementi FEM.
La platea è stata isolata anche superiormente con un doppio strato di XPS di 10 × 10 cm ed è stata messa anche una guaina anti-radon, diciamo, per abbattere quelle che sono le infiltrazioni di questo gas invisibile e dannoso per la salute. È stato isolato anche il pilastro centrale, non serviva in realtà in quanto abbiamo già isolato la platea sia sopra che sotto, l'abbiamo fatto, diciamo, per una continuità etica di isolamento. E attenzione ad un primo particolare casa-clima, quindi l'isolamento termico sotto bancale, quindi in corrispondenza di tutte le aperture sono state isolate anche inferiormente rispetto a quello che è il piano del davanzale. Quando è intervenuta Bioisotherm? Bioisotherm è intervenuta tutta quella parte fuori terra, quindi quella parte che riguarda l'involucro. È un'azienda che ha sede a Padova, si avvale di tutta una serie di consulenti, diciamo, energetici, edili, strutturali, che permettono di diffondere tutta una serie di materiali isolanti. A partire da un sistema modulare di blocchi Kassler in EPS Neopor, che combina quello che è il nostro sistema costruttivo ICF SAD, a completamento i solai, quindi tutti gli orizzontamenti, solai orizzontali, inclinati, quelli di copertura ed eventualmente anche di fondazione con pannelli in EPS, a corredo di quello che abbiamo appena realizzato, che è l'involucro, diciamo, strutturale, possiamo integrarlo attraverso contropareti e pareti divisorie con lastre in gesso fibro rinforzato ed eventualmente possiamo utilizzare degli elementi di una gamma parallela di isolamento a cappotto. I 4 elementi possono essere utilizzati in sinergia, in una progettazione integrata, in un unico sistema costruttivo, in un unico edificio, o eventualmente separatamente ognuno tra di loro. Visto che è nella bocca di tutti il super sisma bonus, super eco bonus 110%, sotto ad ogni elemento vi ho indicato anche quelli che sono gli ambiti di intervento per poter utilizzare, o meglio, per poter entrare in quelle che sono le detrazioni fiscali per gli interventi. Il core business dell'azienda però è la diffusione del sistema costruttivo ICF SAD, quindi ICF sta per Insulated Concrete Form, quindi casseforme isolanti per calcestruzzo. SAD è l'acronimo di sistemi ad armatura diffusa, in quanto nella loro natura, diciamo, genetica, stiamo realizzando una parete in calcestruzzo armato all'interno della quale viene distribuita in modo uniforme delle armature resistenti verticali e orizzontali a passo costante. Bioisotherm è in questo mondo da più di 35 anni, quindi segue il cliente, che può essere l'amministrazione comunale, statale, diciamo, l'impresa, il committente privato, il pubblico, come abbiamo già detto, dalla fase di realizzazione, progettazione fino alla fase conclusiva, con tutta una serie di vantaggi che qui vedete evidenziati che avremo modo di esplicitarli nel fase della presentazione. Pareti. Si tratta di una serie di realizzare una casseratura autoportante costituita da tutta una serie di piccoli elementi che sono formati da 2 lastre in EPS, polistirene espanso sinterizzato, di tipo Neopor, quindi additivato con grafite. Questi elementi sono trattenuti da delle lamine, da dei distanziali in lamiera zincata in modo equidistante. Si parla di piccoli elementi perché sono dei manufatti con dimensioni massime 1,20 m, di spessore variabile e altezza 30 cm. È un sistema certificato, quindi siamo in possesso della valutazione diciamo, tecnica europea, quindi siamo passati dal benestare tecnico europeo, l'ETA, a una valutazione tecnica europea che ha una estendibilità illimitata nel tempo e quindi certifica tutto il kit di prodotti, non solamente le singole lastre come se fosse un banale sistema a cappotto, ma determina, diciamo, tutti i vari elementi che vedete, la cui forma è facilmente intuibile, diciamo, nella destinazione finale, quindi gli angoli, gli architravi, i vari elementi per le forometrie e quant'altro. E tutta una serie gamma di accessori che mi permette di limitare, o meglio, mi posso permettere di dire annullare quelli che sono i vari punti termici dell'involucro. Che cos'è l'EPS Neopor? Stiamo parlando di un materiale isolante leggero, ha una conduttività pari a 0,031 watt metro quadro Kelvin, quindi nettamente inferiore rispetto a quelli che siamo abituati a lavorare 0,035, 0,036. Questo ci permette quindi di ridurre lo spessore del pacchetto di muratura rispetto a tradizionali isolanti dello stesso tipo.
La sostenibilità del materiale è evidenziata da quella che è l'IPD di prodotto, che è una scheda tecnica certificata da un istituto terzo dove vengono esaltate quelle che sono le performance in sostenibilità. Stiamo parlando di un materiale che è fatto per il 98% di aria, quindi 2% è solamente la pellicola che avvolge le varie perle di materiale isolante. Quindi io credo all'ambiente pochissima energia non rinnovabile. Stiamo parlando di un prodotto che è molto versatile in quella che è l'industria isolante, in quanto non solamente lastre in edilizia, ma è possibile fare con questo materiale le cassette della florovivaismo, contenitore per alimenti, diciamo, perché è un materiale inerte, un materiale che non reagisce, quindi non ammuffisce a contatto con del materiale vivo, naturale. È importante il suo utilizzo, stiamo parlando di un materiale isolante leggero, quindi pesa circa 60-70 volte in meno rispetto agli altri isolanti, sia naturali tipo fibre minerali, fibre naturali tipo il legno e quant'altro. Quindi diciamo io con 1 chilo di prodotto riesco a sviluppare più superficie utile ed è un materiale completamente riutilizzabile. Quindi a fine ciclo e vita io posso portarlo in un centro di trasformazione, macinarlo e riutilizzarlo in altri usi. Per esempio l'asta da volume piuttosto che l'aste isolanti, oppure integrarlo all'interno di un manufatto in laterizio o quant'altro. Quindi la sostenibilità del materiale è evidenziata dal fatto che è molto maggiore il beneficio, il guadagno di energia che io trago dal suo utilizzo che non l'energia che io spendo per produrlo, naturalmente, in tutta questa filiera del ciclo di vita. Ritornando alla nostra case history, abbiamo utilizzato il blocco con l'isolamento esterno maggiore da 17 cm, abbiamo 6 cm di isolante interno e diciamo 17 nominali di camera di calcestruzzo, quindi la nostra parete è una parete in calcestruzzo da 17 cm. La parete finita è una parete da 50 cm, in quanto siamo intervenuti verso l'interno con una controparete da 10 cm, realizzata con una camera d'aria e una doppia lastra in cartongesso, con questi valori finali, quindi una trasmittanza termica pari a 0,11 watt metro quadro Kelvin, con sfasamenti quasi 12 ore. Tenete presente che non abbiamo puntato molto all'aspetto sfasamento, in quanto stiamo pensando in zone climatiche di tipo E, quindi ci dobbiamo proteggere dal freddo. Sfasamenti maggiori sono facilmente raggiungibili con altre tipologie di cassero e con eventualmente altre tipologie di contropareti. Il protocollo Casa Clima dice che per zone E e D, quindi zone fredde, avere almeno un sfasamento termico maggiore alle 9 ore. Noi qui siamo oltre le 11 ore, quasi 12 ore, quindi rientriamo pienamente in quelli che è il protocollo Casa Clima. Come si realizza? Si parte da una platea, nel nostro caso nulla vieta, se fosse stata una fondazione a travi rovesci o una fondazione diciamo con solaio ventilato o altro. Ci sono fatti uscire i ferri di ripresa, secondo il passo da esigenze da calcolo, si inizia la posa a partire dall'angolo del fabbricato, quindi si dispongono i vari angoli, si vanno in accostamento con quello che noi chiamiamo l'elemento base, che è il modulo diciamo, che si ripete n volte, la posa dei vari elementi ad incastro, quindi stiamo parlando di un elemento che è leggero, l'incastro viene fatto manualmente dall'operatore. Tenete presente che un blocco di queste dimensioni, 1,20 m, alto 30 e largo 40 cm, pesa circa 3 kg, quindi facilmente movimentabile a mano. Ad ogni corso si calano le armature orizzontali negli appositi incavi degli alloggiamenti e si procede così a corsi sfalsati, come nel caso del mattone, fino all'altezza di piano. Quindi raggiunta la quota del solaio, la cassaforma assume una certa autoportanza ed è necessaria solamente una serie di attrezzature che noi forniamo a noleggio, quindi non è a carico dell'impresa, o eventualmente se ne può far carico se ne ha una propria personale, per la messa a piombo della parete. Si calano dall'alto le armature verticali in corrispondenza dei ferri di ripresa che uscivano dalla fondazione e la cassaforma è pronta a contenere il getto del calcestruzzo. A maturazione avvenuta siamo pronti per effettuare le finiture finali, sia interne che esterne. Nel nostro caso abbiamo proceduto come una classica finitura a cappotto, quindi con una doppia mano di rasante correttina annegata. In questo caso qui vedete già la fase di una prima mano di rasatura esterna in questa fase, qui dobbiamo ancora procedere con la rasatura. Nulla vieta con eventuali cicli di finitura, per esempio per finiture diverse esteticamente, che può essere il falso mattone, può essere la pietra leggera incollata, la pietra naturale, quindi un rivestimento pesante. Abbiamo a disposizione tutta una serie di finiture di cicli garantiti, sia all'interno che all'esterno.
quindi all'interno anche a base di intonici, a base gesso oppure calce e cemento. Calce e gesso o cemento, scusate. Questa è la lezione della casa finita, quindi vedete la rasatura classica con l'intonachino finale da una parte e diciamo una pietra, un rivestimento in pietra nella parte diversa dell'edificio. Denis, prima Per che tu quanto... vada avanti adesso, Sì, ci sono un paio di domande, anticipo anche a chi ci sta seguendo che non le sto ignorando, ma per quanto riguarda gli serramenti, tra un po' ne parlerai, il nodo sì. praticamente, per cui se non l'ho fatta fino adesso è per questo motivo, le altre le terrei, visto che sono specifiche sul materiale piuttosto che vostre consulenze e quant'altro per la fine. Vorrei solo farti un'unica domanda o due se vuoi, che comunque sono abbastanza connesse tra di loro e che riguardano quanto si può costruire in altezza con questo sistema, quindi proprio con il cassero, e quanto invece in luce posso utilizzare il termosolaio, che quindi che mi dà, prima avevi fatto tutto l'elenco del sistema, quindi proprio un paio di numeri e poi andiamo avanti. Ok, va bene. Sì, allora il nodo del serramento lo affrontiamo tra un po', che è uno dei nodi costruttivi da tenere sott'occhio. In questo edificio abbiamo realizzato un piano più un torrino con questa tipologia di blocco. Le altezze raggiungibili variano in funzione dello spessore del blocco che si utilizza. In questo caso adeguatamente l'abbiamo fatto con il spessore minore, diciamo i 16 cm, che comunque rispetta la normativa perché dobbiamo avere uno spessore di calcestruzzo maggiore di 15 cm. Con un altro blocco più performante, nel senso che con uno spessore maggiore riusciamo a raggiungere anche edifici con 6-7 piani fuori terra. Questo dipende da cosa? Dallo spessore del calcestruzzo e anche, diciamo, stiamo sfruttando appieno quello che è la capacità statica, quindi anche in una questione di armature integrative da inserire nel cassero. Quindi, diciamo, riusciamo a realizzare con gli spessori oggigiorno che abbiamo a disposizione anche altezze di fino a 7 piani fuori terra. Per le luci dei solai, anche in quel caso lì dipende dallo spessore della nervatura e riusciamo a raggiungere spessori ordinari, nel senso che quelli che solitamente siamo abituati a realizzare, quindi luci da 5 metri e mezzo, 6 metri nel residenziale, luci anche maggiori man mano che aumentando solamente lo spessore del travetto. Quindi andiamo a creare dei manufatti dedicati anche per solai attorno ai 10 metri, 11 metri di luce. Quindi nelle ultime slide vi farò vedere un intervento di un nostro edificio scolastico, qui a Padova abbiamo raggiunto anche luci 12 metri. Quindi abbiamo utilizzato un pannello, gli abbiamo interposto superiormente uno spessore di EPS e abbiamo aumentato l'altezza utile della sezione. Ok, grazie. Proseguendo invece con il nostro case history, queste sono delle immagini delle contropareti interne, alcune erano isolate, altre non erano isolate, dove si è stata sfruttata l'intercapedia all'interno per il passaggio delle canalizzazioni di piccolo diametro, quindi il passaggio dei corrugati, in quanto in un edificio di questo tipo l'impiantistica diciamo, ha una sorta, diciamo, un peso preponderante rispetto anche diciamo, a un'impiantistica di tipo tradizionale. Eccolo qui, questo è il nodo serramento, quindi qui potete apprezzare diciamo, la stratigrafia della parete. Abbiamo utilizzato in questo caso dei monoblocchi, quindi sono degli oggetti prefabbricati che hanno già le spallette isolate e la parte superiore dell'architrave già termicamente isolata. Voglio farvi vedere questo particolare qui. Qui è stata scelta una tipologia di fissaggio dell'infisso a filo interno della parete, quindi a filo con il cartongesso interno. È una soluzione che però diciamo, ha lo sgravio che ci porta all'interno tutte le isoterme fredde, quindi in qualche modo va a superare tutta la spalletta e ce le troviamo all'interno. Cosa significa? Significa che dovevamo aumentare leggermente quello che era l'isolamento della spalletta. Il protocollo Casa Clima ci dice che il ponte termico è verificato, o meglio è corretto, se abbiamo le temperature più fredde che non devono superare i 17 gradi centigradi, o meglio non devono superare i 12 gradi centigradi in presenza di ventilazione meccanica. Anche sebbene nel nostro caso avevamo già progettato una VMC in progettazione, diciamo, siamo andati comunque a controllare le temperature perché non volevamo scendere sotto i 17. Abbiamo aumentato così l'isolamento della spalletta andando ad integrare con degli elementi dedicati che prendono il nome di inserti in EPS che solitamente noi li usiamo a completamento di tutto il foro.
Quindi realizziamo un involucro opaco con già il foro finestra, porta finestra già completamente isolato. Questo mi ha permesso di avere lo stesso spessore esterno di 17 cm che mi svoltava anche all'interno, diciamo, della spalletta, perché non avevo lo spessore adeguato con il monoblocco. Questo è il particolare di fissaggio, quindi gli inserti vengono fissati a mano, è stato fatto lo scasso in corrispondenza delle zanche di fissaggio ed è stato inserito l'elemento. Premetto che tutti i vari moduli che avete visto qui hanno una modularità di incastro di 2,5 cm, quindi io riesco a spostare il mio elemento, a tagliarlo, diciamo, con una modularità di 25 mm. Per tagliare l'elemento ho bisogno solamente, diciamo, di un cutter a lama calda oppure di un seghetto a lama dentata. Quindi tutte le operazioni che vado a fare sono operazioni manuali attraverso elementi di tipo leggero. Ecco qui alcune fasi di cantiere, particolarità dell'impresa, che avrà modo di aver voce alla fine della mia presentazione. È un'impresa consolidata con il nostro sistema, quindi lo conosce bene ed è stata in grado di montare in contemporanea alla posa della parete anche tutti, diciamo, i monoblocchi delle aperture. Questo significa dimezzare quelli che sono i tempi di cantiere. Solitamente in un'edilizia tipo tradizionale sappiamo che noi creiamo il foro finestra, dopodiché arriva il serramentista e appoggia il suo e si va a studiare la soluzione, diciamo, a cose già fatte. In questo caso qui invece hanno gettato il monoblocco in contemporanea con la parete, dimezzando, conoscendo già il serramento finale e i frangisole, quindi una progettazione integrata fin dall'inizio in modo tale da ottimizzarne i tempi e dimezzare quelli che sono gli avanzamenti in cantiere. La parte alta del foro isolata completamente anche questa con la solita tecnica di un elemento dedicato che è l'architrave. Come aveva detto prima, per ogni nodo costruttivo sono state studiate le temperature attraverso una modellazione di tipo FEM e un'accortezza in particolare sono le sigillature in corrispondenza di tutti, diciamo, quei punti di differenza di materiale. Quindi in tutti quei nodi, diciamo, di materiale differente andiamo a fare le sigillature. Questo per rispettare quello che è il criterio della tenuta all'aria. Come vedete, affinché le sigillature fossero rese solidali con il supporto, perché sono sigillature tipo elastico, e per avere la concretezza che proprio fossero state attaccate al supporto, un breve strato di rasatura, quindi una mano molto veloce, diciamo, spruzzata di rasante. Altre immagini del cantiere che sta proseguendo. Quindi abbiamo visto un involucro a punti termici corretti, con le soluzioni da adottare fatte direttamente da parte dell'operatore, quindi attraverso gli inserti in IPS per l'isolamento delle spallette, inserti in legno, in questo caso nelle nostre crisi non le abbiamo utilizzate, ma che ci possono venire utili nel caso di casseforme in legno, di falsi telai in legno e quindi hanno già una predisposizione per l'attacco. Come potete apprezzare da questa immagine, questa è l'altezza di un blocco standard pari a 30 cm, questo è il blocco successivo da 30 cm, è stato interposto un blocco da 5 cm, in quanto con la gamma di elementi a disposizione riusciamo a raggiungere qualsiasi tipologia di altezza di parete, quindi esistono tutta una serie di elementi di altezze diverse in ragione delle varie altezze dell'edificio, anche di interpiano. La sponda ha diciamo, attenuazione del ponte termico in corrispondenza del solaio e diciamo, l'attenuazione del ponte termico in corrispondenza dell'elemento dedicato ad angolo. Questa è un'immagine, siamo quasi ad altezza di interpiano, manca l'ultimo corso e dopodiché il corso dell'architrave superiormente ai monoblocchi. Modellazione eseguita con modellazione di tipo BIM. Quindi abbiamo precaricato tutte le caratteristiche prestazionali in fase di progettazione e non solo, abbiamo sviluppato quindi un modello che è anche una sorta di guida di posa in opera per quanto riguarda l'impresa. Quindi siamo andati a studiare i vari dettagli e forniamo al cliente anche una proposta di allestimento della parete. Quindi il solaio, termosolaio, è stato utilizzato in tutta quella parte bassa dell'edificio a separazione con l'ambiente freddo che era la copertura, mentre per la parte del turrino si è realizzata una copertura in legno. Stiamo parlando di pannelli completamente in EPS per solai gettati in opera in calcestruzzo, dove sia il getto di calcestruzzo che le armature vengono posizionate direttamente in cantiere. Stiamo parlando di manufatti larghi 60 cm, opportunamente sagomati per l'incavo del travetto e che hanno al loro interno degli accessori
a disposizione a richiesta, che ne permettono di aumentare l'autoportanza in prima fase o eventualmente suggerire una predisposizione per finitura in cartongesso. Sono elementi certificati, quindi anche in questo caso siamo in possesso della marcatura CE e diciamo delle relative schede di prodotto. Come si realizza? I pannelli vengono consegnati a misura, quindi come detto poco fa, in base alla luce da coprire e in base all'altezza utile, diciamo, per questioni strutturali. La posa avviene a mano. Tenete conto che un pannello lungo 6 metri pesa circa 30 kg, quindi bastano solamente 2 operatori per la movimentazione del materiale. Non serve la gru in cantiere, come eventuali lastre prefabbricate consuete in calcestruzzo. Vengono posate sopra un banchinaggio ogni 2 metri e diventano autoportanti, nel senso che godono di un'autoportanza fino a 2 metri in prima fase, quindi a sostegno del peso del calcestruzzo e degli operatori. Dopodiché si inserisce l'armatura e il ferro integrativo. Io mi occupo, diciamo, del calcolo strutturale dei solai che l'azienda commercializza e si procede al getto del calcestruzzo come gli usuali solai. Una volta posati, i pannelli sono subito pedonabili in tutta sicurezza, quindi non hanno bisogno di misure di sicurezza tipo reti anticaduta o altre misure di caduta dall'alto. In questo caso abbiamo utilizzato l'accessorio, il profilo zincato per la coraggio del cartongesso e si è andata all'intradosso con una finitura elastica in cartongesso. Per tutti gli aggetti in getto pieno, in sbalzo in getto pieno, sono state fornite delle apposite lastre sagomate a coda di rondine nel lato a contatto con il calcestruzzo in modo tale da rimanere appese una volta maturato il calcestruzzo, quindi reso solidale, con spessore sotto travetto pari a 8 cm. Il solaio non lo utilizziamo solamente in nuove realizzazioni. Il webinar di 15 giorni fa era dedicato all'intervento di ristrutturazione appunto perché è un pannello leggero. È un pannello che è facile da movimentare, un pannello che viene diciamo totalmente spostato a mano in cantiere, quindi dallo scarico diciamo dall'automezzo fino alla sua posizione nel schema di posa. I pannelli arrivano in cantiere diciamo con una sigla alfanumerica, quindi ne identificano il posizionamento perfetto all'interno dell'impalcato. È un solaio leggero, una volta gettato, pesa circa 120-100 kg in meno rispetto a un solaio tipo tradizionale e l'intervento nel caso di ristrutturazione è un intervento che gode di una certa sicurezza strutturale, non solamente a livello di solaio che mi ripristina diciamo quella che è il comportamento flessionale, ma mi dà anche un comportamento scatolare di tutto l'edificio. Miglioramento strutturale diciamo ai carichi verticali e comportamento diciamo miglior comportamento anche antisismico nel caso degli edifici pluripiani, quindi vado a inserire diciamo degli orizzontamenti che pesano meno, quindi meno masse sismiche ad ogni piano, significa minor scarico in fondazione e miglior comportamento dell'intero edificio antisismica. Esistono, sono a disposizione anche nel nostro sito, li potete trovare, tutta una serie di dettagli costruttivi utili anche nel mondo casa clima, quindi più severi rispetto a quelli che è diciamo, la legislazione nazionale, che noi mettiamo a disposizione del progettista affinché si possa agevolare tutta una serie di progettazione, sia di dettagli tecnici, sia di progettazione dal punto di vista strutturale. Mi premeva evidenziare questa sorta di dettaglio costruttivo, quindi la possibilità di utilizzare il termosolaio anche come primo solaio di fondazione a calpestio, in modo da creare un solaio già isolato e anche ventilato, e questo mi permette di recuperare quei punti, diciamo, nel protocollo Casa Clima Nature, che è uno dei protocolli di sostenibilità edilizia, come soluzione ideale contro il gas radon. Terminando, siamo arrivati quindi al Torrino, nella parte alta del nostro edificio Casa Clima, una copertura in legno, non era il nostro business di vendita, ma mi sembrava corretto comunque portare tutto l'edificio completo. È stato realizzato quindi il tavolato in legno sopra i travetti con legno a vista. Sono stati disposti 30 cm di lana di roccia appunto per dare quella conferenza di massa per aumentare quindi lo sfasamento termico in copertura. È stata una copertura isolata e anche ventilata, è stata chiusa diciamo con una copertura in alluminio. Vi faccio vedere qui altre foto, i 30 cm sono stati disposti con 3 strati in lana di roccia da 10 cm
e vi ho riportato, vi ho sintetizzato in 6 fasi come è stato realizzato il soglio di copertura in legno. Da fare attenzione, non ve le commento, ve le illustro solamente, le avete a disposizione, e attenzione a tutte le sigillature, attenzione alla posa della guaina impermeabilizzante, quindi di tenuta all'acqua, attenzione alle varie state di membrana di teli al vapore per quanto riguarda la tenuta all'aria. Quindi sono state posate, diciamo, le guarnizioni punto chiodo sotto travetto, la posa del primo corso, gli aggetti in legno per i poggioli, per i cornicioni di estremità, doppio strato di lana di roccia, e i vari strati di tenuta all'aria e tenuta al vapore, di traspirabilità al vapore per l'intercapedine ventilata, dopodiché la chiusura con la guaina e diciamo la copertura finale in lamiera grafata. Denis, ti chiedo di velocizzare un attimo la presentazione perché Sì, sono ok. un po' lunghi. Allora, l'importanza delle sigillature, quindi stiamo parlando di un involucro che è completamente di tenuta all'aria, abbiamo 3 strati, 2 di isolante, 1 in calcestruzzo, che mi crea un involucro completamente ermetico, dove vado a fare le sigillature solamente in corrispondenza delle varie giunzioni di materiali differenti, come potrebbe essere le coperture in legno, sia all'interno che all'esterno, e come già detto all'interno di tutte le forometrie. Gli impianti, avrà modo di parlarne l'ingegnere Alessandro Molla, ve lo leggo sinceramente perché non mi occupo di impianti, ma è stato utilizzato un VMC termodinamica, diciamo che fa sia un'unità autonoma sia per quanto riguarda il raffrescamento che il riscaldamento, con recuperatore di calore ad alta efficienza energetica, ed inoltre faceva anche da trattamento all'aria, quindi non solamente la gestione della temperatura e dell'umidità, ma anche il ricambio dell'aria viziata in estrazione e diciamo purificata in quella in entrata. Ecco altre diapositive per quanto riguarda l'impianto elettrico su controparete, o eventualmente i corrugati si possono anche far passare nel primo strato di isolamento interno, basta scarnalarlo leggermente e schiumarlo eventuali discrepanze. Quindi andare anche direttamente in aderenza anziché non è resa obbligatoria la controparete. Altre immagini di visori interni a secco. Qui potete vedere l'edificio già realizzato con il completamento del sistema frangisole. Questo è il test finale, quindi il test casa clima viene diciamo, reso tale, viene consegnata la targhetta di casa clima una volta che ho superato il test cardine, che è quello di tenuta all'aria, ed è stato superato abbondantemente con un ricambio d'aria pari a 0,32, che è dimezzato rispetto a quello minimo richiesto. Quindi questo significa che i lavori sono stati fatti correttamente e che risponde bene, diciamo, alla tenuta all'aria. Invece quello che mi premeva dire è l'aspetto della resistenza nel caso antisismico. Questo è quello che vediamo oggigiorno, quindi con gli edifici a telaio, dove gli oggetti che resistono al sisma sono i nodi, quindi gli incroci tra le travi e il pilastro. E questo è quello che vediamo solitamente in cantiere, quindi un groviglio abbastanza fisso, diciamo, di quelle che sono le armature orizzontali e verticali, perché devono rispettare quelle che sono le caratteristiche di duttilità. Però si è visto che in alcuni casi questi edifici in qualche modo sono deficitari, e anche il legislatore ha amplificato le armature in corrispondenza di questi nodi costruttivi, tanto che necessita di alcune pareti. Quindi in alcuni casi, in zone maggiormente sismiche o di edifici di particolare forma, si aggiungono delle pareti dedicate al sisma, che prendono il nome di pareti di controventamento. Quindi in un edificio realizzato a pareti come il nostro, già qui si intuisce una maggior resistenza a quelli che sono i carichi sia verticali che orizzontali, e al contempo in un edificio di questo tipo realizziamo la parte opaca, realizziamo la parete, diciamo, ai carichi verticali e anche ai carichi orizzontali, quindi tutte le pareti sono anche tutte pareti di controventamento. Come funziona l'approccio ingegneristico, diciamo, strutturale degli edifici? Si sviluppa attraverso dei livelli di prestazione, quindi il normatore chiede che gli edifici abbiano dei livelli di sicurezza, che si prendono il nome di stati limite. Il principale obiettivo è quello di stati limite di vita, quindi dobbiamo garantire la sicurezza delle persone. Per eventuali tipi di terremoti che si succedono una certa probabilità di intervento con un tempo di ritorno molto lungo.
Questo però è quello che abbiamo visto negli ultimi sismi di più recente realizzazione. Vuoi per scosse sismiche di progettazione maggiore rispetto a quelle di progetto, vuoi per alcuni errori di progettazione anche. Però è successo questo, quindi è venuto meno un po' il requisito del stato limite vita. Edifici tipo il nostro non solamente rispettano abbondantemente gli stati limiti di vita, quindi la salvaguardia delle persone all'interno dell'edificio in caso di sisma, ma anche permettono di garantire l'operatività, che sono stati i limiti più severi rispetto a quegli altri. Questo perché è un edificio che ha una minore deformabilità. È un edificio significa che si sposta meno quando inizia ad oscillare. Questo mi permette non solo di mantenere integra la struttura, ma di mantenere integra anche tutta quella parte di finitura. Quindi mi permette di avere un'assenza di microdanneggiamenti agli elementi chiamati non strutturali. Quindi tramezzature interne, controsoffitti, danni alle apparecchiature, che possono essere danni non solamente sgradevoli dal punto di vista estetico, ma sono danni che richiedono, diciamo, un intervento economico post-sisma. Quindi parlare di sostenibilità non solamente a livello di materiale, quindi sostenibilità ambientale, parliamo anche di sostenibilità dell'edificio in caso di terremoto. Quindi il committente che si vede realizzare un edificio di questo tipo qui non deve sborsare, diciamo, risorse economiche derivanti da diciamo, danni post-sisma. E questo lo facciamo attraverso una parete di piccolo spessore e con tutta una serie di armature diciamo, regolari a passo costante. L'edificio si comporta bene perché i materiali in essere, che sono il calcestruzzo e l'acciaio, sono materiali che rimangono in campo elastico. È come se io avessi una molla, quando tiro la molla oltre il limite elastico, questa ha delle deformazioni impresse. Nel nostro caso invece l'edificio mantiene tutta l'integrità restando in campo elastico ed il calcolo avviene attraverso un comportamento non dissipativo. Vediamo anche la parte acustica. Queste sono delle prove acustiche di cantiere per un edificio tipo quello che abbiamo visto noi. Questo è un edificio unifamiliare, quindi le prove non sono state fatte, ma era dedicato a un edificio condominiale e si vedono valori di abbattimento acustico che superano abbondantemente i requisiti passivi dell'UPCM del 97, che ormai è un UPCM vecchio, ormai è un UPCM che verrà sostituito anche per quanto riguarda il valore CAM, dove andiamo verso quella che è la classificazione acustica degli edifici attraverso la norma UNI, la 11367. Quindi un buon comportamento sia gli abbattimenti e rumori di facciata, sia anche i rumori aerei. Il solaio risponde bene allo stesso tipo dei rumori aerei tra unità divisorie differenti e ai rumori a calpestio. Questo per dirvi che non rispettiamo solamente quello che è il protocollo energetico, ma il rispetto anche di quello che è un protocollo acustico che oramai si fa sentire sempre di più. Le prestazioni le vedete qui, le ho sintetizzate in questa slide, le abbiamo già viste. Quello che mi preme dire è anche vedere i costi alla fine. Cosa cambia rispetto a un edificio di tipo tradizionale, a quello a cui noi siamo abituati e che possiamo utilizzarlo come un confronto diretto? Partiamo diciamo come livello base dallo stesso isolamento termico. Da una parte fatto con sistemi di tipo SCF SAD, dall'altra parte un sistema tipo tradizionale, quindi con un cappotto. Calcestruzzo, effettivamente ho una maggiore incidenza per quanto riguarda il calcestruzzo, in quanto vado a chiudere tutta la parete opaca con materiale strutturale. Ma non vedetelo come uno spreco, vedetelo come tutto un vantaggio in punto di vista di comportamento antisismico. Ed inoltre, nel caso in cui io avessi un piano interrato, questa incidenza qui viene meno perché viene spalmata su una superficie maggiore e però mi permette, diciamo, di eliminare tutti quegli oneri di casseratura in legno e quindi con tutti quei svantaggi di armo e disarmo di disarmanti, diciamo, pre e post getto, e anche di evitare tutte quelle tavole deteriorate che sono, diciamo, le conseguenze nei getti di calcestruzzo. Acciaio, stesso quantitativo di armatura, però disposte in modo diverso, da una parte concentrate su travi e pilastri, da quell'altra uniformemente diffusa, quindi una maggior praticità di gestione delle armature in cantiere. Blocchi per pareti per chiudere il tamponamento da una parte e delle lastre isolanti da quell'altra, e la casseratura in legno totalmente assente se non per le travi a spessore.
L'impresa vi confermerà anche lei queste incidenze qui, un risparmio di quasi il 30% in un edificio di queste dimensioni, di queste sagoma, anche di questo rapporto superficie-volume, in quanto ho dei tempi molto corti di realizzazione del cantiere, con un materiale che è leggero, con un materiale che mi permette di avere un cantiere sicuro e che mi va via veloce in cantiere. Quindi permette anche dal punto di vista dell'impresa, ma ve lo dirà successivamente, un rientro anticipato degli investimenti. Ecco, io la mia parte, diciamo, dal punto di vista prestazionale l'ho terminata, una carrellata solamente per le varie applicazioni di questo tipo di edilizia, quindi si prestano molto bene a una classificazione di tipo energetico, quindi diversi edifici che seguono il protocollo Casa Clima. Un utilizzo alternativo delle pareti con calcestruzzo alleggerito, quindi abbiamo realizzato questo edificio scolastico come pareti di tamponamento su una struttura in acciaio, vari tipi di finiture, piscine, in quanto diciamo per non dimenticarti di dire che queste pareti sono pareti in calcestruzzo armato, quindi vanno utilizzate, si possono utilizzare anche come pareti controterra. Basta un'adeguata impermeabilizzazione. Questo è l'edificio che vi anticipavo prima per le luci diciamo maggiori degli 11 metri, altra edilizia residenziale di social housing, l'utilizzo del solaio non solamente per gli edifici multipiani tipo regolare ma anche per gli edifici tipo curvilineo, altro edilizio residenziale post emergenza ad Aquila, quindi 2 stecche da 24 appartamenti realizzati in tempi record. Forme curvilinee non solamente per il solaio, quindi tutta una serie di manufatti opportunamente regolati in stabilimento con forma curvilinea, forme più spinte curve, diciamo con raggi di curvatura minori, e ecco qui un'esaltazione di quella che può essere una curvatura differente. Io lascerei la parola all'ingegnere Alessandro Molla per eventuale aspetto impiantistico e diciamo diamo la parola a chi vive all'interno dell'abitazione, quindi come utente finale, nonché come realizzatore dell'intera opera. Anche perché poi alla fine preferiamo appunto adesso completare la presentazione anche con la parte impiantistica, proprio perché ci sono diverse domande, per cui vorrei lasciarlo un po' alla fine come tavola rotonda. Tra l'altro alcune di queste anche molto specifiche dal punto di vista proprio strutturale. Ingegner Molla, adesso se vuole praticamente farci vedere in pratica la parte appunto impiantistica e cerchiamo di capire il suo punto di vista come costruttore, perché ci sono anche una domanda che riguarda anche la facilità o meno di questo sistema di impiego da parte dell'impresa. Quindi eventualmente lei ci può dare appunto questo punto di vista, oltre naturalmente a farci capire come committente come si vive insomma all'interno di questo edificio. Per cui ingegnere, lascio a lei la parola, prego. Buonasera, mi sentite sì? Sì, sì, la sentiamo, la Ah, sentiamo. bene. Ringrazio Denis e Lara per l'invito a questo webinar. Mi presento brevemente, io sono l'ingegnere Alessandro Molla, titolare della Idilnova Building, che è un'impresa di costruzioni relativamente giovane, con sede nella provincia di Varese, che si è specializzata negli ultimi anni nella costruzione di immobili ad alta efficienza energetica, principalmente nell'ambiente residenziale, come potete vedere nelle slide, quindi ville singole o palazzine plurifamiliari, o anche qualche intervento conto terzi nel settore terziario, come è successo per esempio per l'oratorio di Solbiate Arno, che è il comune adiacente alla nostra sede, in cui abbiamo appunto realizzato, questo mi piace sottolinearlo, legato un po' agli argomenti trattati da Denis prima, sono circa 400 metri quadri coperti che abbiamo realizzato in meno di 5 mesi dalla consegna del cantiere, che era un terreno verde, alla consegna delle chiavi al committente finale. Quindi
diciamo, posso confermare da utilizzatore che il sistema che noi, insomma, il sistema Argisol dà tra gli altri anche un vantaggio in termini esecutivi. Questa slide ricorda un po', appunto, l'abbiamo chiamato il momento del cambiamento, nel senso che la nostra azienda ha circa 16 anni di vita e dopo i primi anni in cui abbiamo operato in maniera, definisco, un po' tradizionale, abbiamo deciso appunto di focalizzarci nel 2008, in realtà, perché poi nel 2009, quando abbiamo iniziato i lavori, sulla realizzazione appunto di immobili ad alta efficienza energetica che avessero, oltre a un risultato finale di, appunto, di performance in termini di isolamento termico, anche una facilità e una velocità di esecuzione. Abbiamo ricercato sul mercato quali potevano essere i sistemi costruttivi che rispondessero a queste nostre esigenze e abbiamo iniziato il primo cantiere nel 2009 con il sistema Argisol. Erano appunto 20 appartamenti nel comune di Pogliano Milanese, alle porte di Milano. E da lì in realtà abbiamo sposato il sistema costruttivo. Di recente abbiamo anche ricevuto un certificato di qualità da parte dell'azienda BioIsotope come installatori e utilizzatori del loro sistema. L'abbiamo chiaramente negli anni molto migliorato e ottimizzato, e queste sono alcune delle nostre ultime realizzazioni. Sono in questo caso nello specifico solo ville singole che, come potete vedere, sono state tutte certificate nella fascia alta del sistema certificativo nazionale, quindi a conferma che il sistema costruttivo permette di ottenere risultati da un punto di vista energetico molto importanti. Dopo una serie di realizzazioni comunque performanti, si voleva fare qualcosa di più. Quindi appunto io sono qui in duplice veste, come diceva prima Lara, cioè sia da realizzatore ma anche da utilizzatore finale, utente finale dell'abitazione, e proprio per questo si voleva appunto fare un passo successivo, quindi quello di andare un po' oltre, cercare di raggiungere un obiettivo ancora più performante rispetto a quelli fatti, che comunque realizziamo ancora negli ultimi anni. E quindi si voleva arrivare a realizzare quella che viene comunemente definita una casa passiva, quindi una casa che ha un fabbisogno energetico molto molto contenuto. Abbiamo chiaramente fatto una ricerca tra gli enti certificatori nel panorama del mercato italiano, che voi sicuramente ben conoscete. Abbiamo poi, dopo una serie di valutazioni, sposato il protocollo Casa Clima, con ovviamente l'obiettivo di raggiungere la classificazione Gold, che è insomma, la classe più elevata nel panorama delle certificazioni Casa Clima. La scelta di diciamo, certificare con Casa Clima insomma, è nata da una serie di condivisioni del modo di operare, grazie ai consulenti che ci hanno seguiti, che tra l'altro ringrazio, il geometra Osso e l'ingegner Giuliani, perché hanno avuto un approccio che è piaciuto principalmente al sottoscritto, sia da un punto di vista di condivisione che da un punto di vista collaborativo, oltre appunto alla gestione, come ha detto prima l'ingegner Trovò, della fase di progettazione, chiaramente del precantiere, quello di poter valutare insieme ogni singolo nodo, ogni scelta costruttiva, e poter realizzare poi un esecutivo da poter dare agli operatori in cantiere il più preciso possibile. Questo è stato chiaramente, ha richiesto un po' di lavoro, ha richiesto chiaramente, anche perché era quello uno degli obiettivi, ci ha permesso di imparare qualcosa di nuovo, e ha comunque facilitato la fase esecutiva, perché chiaramente un edificio di questo tipo non permette di improvvisare, perché gli aspetti da curare sono molti,
e oltre ad avere poi la garanzia del risultato finale, tra cui il blower door che ha ottenuto un risultato sicuramente molto importante, anche il fatto di avere comunque, mi piace chiamarlo un po' un arbitro, quindi qualcuno che ha controllato che poi in realtà quello che è stato progettato e ideato è stato realizzato realmente in cantiere, quindi sono stati effettuati degli ordini di cantiere da parte dei consulenti Casa Clima. La scelta di realizzare anche questo edificio con Argisol è frutto chiaramente dell'esperienza che abbiamo maturato, ma dalla conferma che comunque è un sistema costruttivo che permette una velocità esecutiva sicuramente importante. Questa villa è stata realizzata in meno di 12 mesi, che può sembrare magari non poco, ma vi posso garantire che, come potete vedere dal progetto, è un progetto abbastanza complesso, con delle finiture anche esterne abbastanza importanti, quindi che hanno richiesto tempo, come per esempio il rivestimento della facciata del corpo centrale, e quindi è stato realizzato in meno di 12 mesi, dallo scavo alla consegna, come la vedete, col giardino praticamente quasi pronto, quindi secondo me è un tempo esecutivo sicuramente soddisfacente. La qualità dell'involucro è sicuramente un plus, era la scelta, nel senso che l'idea era proprio quella di avere un involucro molto performante per poter poi impegnare meno tecnologia e permettetemi anche meno denaro nella parte impiantistica. Questo grazie appunto a quello che poi ha detto anche prima Denis, quindi una parete perimetrale sommata tra il blocco cassero e la controparete intorno al 0,01, che sicuramente è un valore molto, molto basso. Confermo il fatto che il sistema permette di gestire molto bene insomma, il problema, se così possiamo definire, dei ponti termici. Sicuramente aiuta molto nella gestione della tenuta all'aria, perché è un sistema che, seppur venga comunque posato in cantiere, chiaramente ci vuole un po' di preparazione, ma è comunque un'attività di cantiere, però sono blocchi che non vengono assemblati e giuntati, ma una volta gettati diventano un elemento unico. E quindi, oltre alla gestione di tutti i nodi che ha ben evidenziato prima Denis, la parete in sé permette proprio di avere una pochissima perdita in termini di infiltrazioni d'aria, tant'è che il risultato dello 0,32 nel blower door è sicuramente un risultato molto importante che insomma ci rende anche un po' di orgoglio, perché il limite era 0,66, quindi siamo praticamente quasi sotto la metà. Oltre alla valenza antisismica che ha spiegato bene prima l'ingegner Trovò, che assolutamente confermo. Entrando nel merito della parte impiantistica che mi ha delegato Denis, ritorno un po' a quello che ho detto prima, cioè un elevato isolamento permette un'impiantistica semplice, ed è vero, nel senso che è una casa che ha un fabbisogno energetico talmente basso che non necessita di un impianto vero e proprio di condizionamento sia estivo che invernale. Quindi la gestione è stata, diciamo, delegata a un unico e solo impianto di ventilazione meccanica termodinamica, in questo caso, ovviamente con un recuperatore di calore ad alta efficienza, elemento che comunque in una casa di queste caratteristiche, ma anche di altre caratteristiche, cioè comunque nelle case di oggi è imprescindibile per il nostro sistema di concepimento delle abitazioni, perché comunque sono abitazioni molto performanti che necessitano un impianto di ventilazione meccanica. Ovviamente c'è una pompa di calore per la produzione dell'acqua calda sanitaria, perché quella è ovviamente obbligatoria. Tutta la parte, diciamo, di piccola integrazione nei periodi estremi, quindi di estremo caldo e di estremo freddo, sono delegati a una piccola batteria di pre-riscaldo e pre-raffresco che lavora in espansione diretta con la pompa di calore. Tra l'altro questo sistema di ventilazione meccanica, di cui qui vedete uno schema, penso possa essere abbastanza chiaro poi
se avete bisogno di qualche informazione in più non è assolutamente un problema, potete chiaramente chiedere anche successivamente a questo webinar. Fondamentalmente abbiamo realizzato un locale tecnico all'esterno della parte riscaldata e abbiamo appunto inserito questo plenum che permette, a differenza di altre soluzioni di ventilazione meccanica, di gestire fino a 6 zone all'interno dell'abitazione. Quindi ci sono 6 sonde di temperatura, una in ogni locale in cui abbiamo appunto inserito queste sonde, e questo con una piccola appunto lavoro di valvole che lavorano all'interno di questo plenum, permette di ridurre ed aumentare leggermente la portata e l'integrazione se si vogliono gestire temperature diverse all'interno dell'ambiente. Quindi è un po' come avere un riscaldamento a pavimento, a termosifoni tradizionale, ma che in realtà funziona appunto semplicemente con una ventilazione meccanica, andando ad aumentare e ridurre la portata dell'aria e quindi il ricambio d'aria, e di conseguenza la temperatura, con delle variazioni anche di 1,5 gradi, 2 rispetto alle diverse stanze. Ecco, questa è una foto dove si vede il dettaglio, quindi sulla destra si vede la soluzione della pompa di calore con la macchina ventilante, e invece la foto di sinistra si vedono appunto le due scatole. Una è il plenum che dicevamo prima, dove partono praticamente i 6 tubi di mandata della ventilazione meccanica, e l'altra è la batteria di preriscaldo e preraffresco che lavora praticamente, si intravedono i tubi dell'espansione diretta collegati direttamente alla pompa di calore, che lavora sia per quanto riguarda appunto la produzione di acqua calda sanitaria, sia per quanto riguarda la produzione di integrazione a condizionamento estivo ed invernale. Il risultato finale di una casa di questo tipo è sicuramente elevatissimo. Questo appunto lo dico sia da realizzatore ma anche da utente finale, quindi vi posso assolutamente garantire che il comfort termico ed acustico è assolutamente imparagonabile. Sulla destra abbiamo un grafico, spero che anche questo si possa leggere, ve lo spiego brevemente. Abbiamo fatto dei test di misurazione della temperatura durante un periodo molto freddo, e abbiamo, tra l'altro la casa in quel momento non era ancora abitata, e abbiamo potuto verificare per una settimana gli sbalzi di temperatura che ci sono all'interno dell'abitazione. Come potete vedere sono nell'ordine di qualche decimo di grado. Assolutamente questa distribuzione di temperatura è omogenea in tutti gli ambienti. Considerate che in quella casa ci sono praticamente quasi 90 più 90 metri quadri lordi, anzi 95 a memoria, metri quadri lordi, tutti open space, quindi 180 metri, dove in realtà non si percepiscono differenze di temperatura, quindi questo chiaramente dà un comfort e una qualità della vita assolutamente altissima. Per darvi un'idea, nonostante l'integrazione funzionasse poco, noi in casa viviamo in pantaloncini corti e maglietta, quindi insomma non c'è, diciamo, la preoccupazione del fatto che durante chiaramente l'inverno. Ovviamente dal punto di vista acustico mi collego a quello che ha detto prima l'ingegner Trovò, confermo il fatto che è assolutamente performante sia la parete opaca, ovviamente, anche i serramenti, questo perché comunque sono dei serramenti che hanno chiaramente un triplo vetro per poter rientrare, diciamo, nel pacchetto di certificazione Casa Clima Gold, ma assolutamente dall'interno all'esterno non è quasi possibile, assolutamente non è possibile comunicare, cioè urlando proprio non si sente nulla dall'interno all'esterno. Questo chiaramente, soprattutto in zone magari dove magari c'è del traffico, del rumore o comunque del traffico, è sicuramente un plus molto importante.
In ultimo, chiaramente una casa di questo tipo è una casa, oltre ad essere ecosostenibile, è una casa che ha un vantaggio duraturo nel tempo. Questo perché l'involucro non ha perdite di rendimento. Tutti gli impianti per definizione nel lungo periodo hanno comunque una perdita di rendimento. Investendo tutto sull'involucro, chiaramente la durata e i calcoli, che tra l'altro sono assolutamente poi diciamo, certificati dal consuntivo, rimangono validi nel tempo, perché è una casa che comunque ha una necessità energetica molto bassa, e questo poi si tramuta chiaramente anche in un risparmio energetico, perché seppur si ha un piccolo investimento magari superiore all'inizio, questo poi si traduce in un risparmio energetico nel lungo periodo, garantito anche dal fatto che appunto l'involucro rimane performante per molti più anni rispetto a un impianto. E questo secondo noi è sicuramente un grosso vantaggio nel momento in cui uno decide di fare un investimento importante come la propria casa, che immagino, ognuno di noi immagino ritenga un investimento comunque che debba durare anni per il corso della propria vita, e quindi siamo assolutamente convinti che è la scelta vincente, insomma. Allora, ingegnere, io intanto la ringrazio. Ha finito, tra l'altro, le chiedo, perché non volevo interromperla. No, ho finito, sono stato Ok, abbastanza, allora io non spero, so, breve, perché prima non di volevo andare passare oltre i un tempi. attimo alle caratteristiche tecniche del sistema, per cui torneremo a parlare con l'ingegnere Trovò, io vorrei farle due domande. La prima come committente, diciamo così, allora lei ha già detto assolutamente l'importanza naturalmente e la scelta che avete fatto, naturalmente è una scelta che ha un anno di distanza, insomma è assolutamente, la rifarebbe comunque. Io volevo chiederle però se lei aveva fatto vedere appunto quel grafico rispetto ai calcoli, i consumi Ma sono in realtà effettivamente sì, noi abbiamo chiaramente, essendo poi no, è stato, se vogliamo, un po' un test, però un test certo, autogestito, quindi chiaramente come non avendo la possibilità di misurare, fare qualsiasi tipo di valutazione, abbiamo messo un conta kilowatt sul locale tecnico, perché questa poi è la base di tutto, no? Cioè quanta energia abbiamo bisogno per poter produrre acqua calda, raffrescamento e riscaldamento. Bene, il risultato finale è stato fondamentalmente quasi sotto quello previsto. I consumi sono assolutamente bassissimi, cioè noi spendiamo, calcolando il kilowatt, per dare poi dei numeri, perché poi magari può anche essere concreto, no? Diciamo durante il periodo invernale, calcolando il kilowatt a 0,30, quindi con tutte le accise, tutti i costi, tutta l'IVA, spendiamo 2 euro e poco più al giorno per una casa di quasi 300 metri quadri lordi. effettivamente. E durante il periodo che consideri che il riscaldamento parte proprio dicembre, gennaio, febbraio, da quando il riscaldamento non parte più perché l'apporto calorico, cioè non il riscaldamento, l'integrazione della ventilazione meccanica, che parte pochissimo, da quando proprio non parte più, quindi più o meno da fine febbraio, spendiamo 1,10 € al giorno per l'acqua calda sanitaria. Questi sono numeri che non sono assolutamente influenzati dalle fonti rinnovabili, cioè dal pannello fotovoltaico. Sono proprio Certo. consumi reali, e chiaramente il pannello fotovoltaico poi è un valore molto aleatorio, nel senso che uno potrebbe mettere i 2 kW previsti di legge come ne può mettere 20, ma questo non influenza, cioè non è legato alle performance della casa, è legato a quanto investi sul fotovoltaico. Quindi Sì. questi sono i numeri di una casa, comunque, ribadisco, di più quasi, insomma, 300 e più metri quadri lordi. Io ritorno poi in un concetto che lei ha già espresso all'inizio della sua presentazione.
quando praticamente avete deciso di abbracciare questo sistema. C'è un partecipante che rimane piuttosto perplesso nel momento in cui dice: io devo lavorare con un'impresa che lavora, diciamo, con metodi costruttivi, chiamiamoli tradizionali, e si approccia invece a questo sistema costruttivo, il che significa magari sicuramente dettagli estremamente precisi, una direzione di cantiere quasi giornaliera. Lei come si è trovato in questo passaggio? Voi, insomma, come impresa, come vi siete trovati in questo passaggio? Giusto così a battuta, per confermare o smentire, insomma, questa perplessità del partecipante. Beh, allora, sicuramente allora, il sistema è relativamente semplice. Ci vuole ovviamente un po' di preparazione e comunque delle maestranze, insomma, un po' preparate, ecco. Il passaggio del 2009 sicuramente non è stato semplice, perché poi comunque, come dicevo, volevamo sia un sistema performante ma anche un sistema rapido che permettesse di ottimizzare delle fasi di cantiere. Se me lo chiede adesso le dico che è una passeggiata, perché ormai, ripeto, tra l'altro Biovision ci ha appena dato un attestato di qualità come utilizzatore del sistema, e quindi adesso è tutto semplice. Quindi si può iniziare, ecco, ci vuole chiaramente un po' di predisposizione nel modificare anche il modo di pensare e il modo di vedere il cantiere. Invece il passaggio poi a Casa Clima è diciamo un passo ancora successivo, però forse lei si riferiva esclusivamente al proprio il sistema, passaggio giusto? del metodo costruttivo, nell'abbracciare proprio. Quindi dal tradizionale a un sistema costruttivo come questo. Certo, Sì, solo quello. diciamo che ci vuole un po' di predisposizione, ecco, questo sicuramente, però non è assolutamente difficile. Io ritengo essere un sistema. Ci vuole come sicuramente un po' più di programmazione e un po' più di lavoro in fase progettuale, come quello che abbiamo detto prima con Casa Clima. A me è venuto abbastanza semplice collaborare con Casa Clima perché eravamo già abbastanza abituati a farlo utilizzando praticamente questo sistema costruttivo da ormai 11 anni. Lara, Un'ultima domanda a battuta, perché poi lascio dimmi, Denis. volevo aggiungere solamente una cosa, giusto anche per chiudere Anche questo perché argomento qui, se eventualmente dopo non la. Sì, guarda, grazie. Volevo chiudere questo argomento sì, qui. Allora, l'azienda comunque fornisce per chi si approccia la prima volta ad utilizzare il materiale un'assistenza in Esatto, sì. cantiere. Quindi l'Ediloma ormai è un'azienda che già conosce il materiale, quindi non necessita, diciamo, di una sorta di formazione, però noi inviamo, per chi è la prima volta che utilizza il materiale, un'assistenza in cantiere, quindi c'è proprio un nostro operatore che lavora in contemporanea con l'impresa, è come se fosse un diciamo, addetto ai lavori aggiuntivo per l'impresa. Quindi inizia con loro a posare il materiale e gli fornisce tutte le indicazioni per una miglior posa, il taglio degli elementi, come utilizzarlo nel modo migliore in corrispondenza delle formetrie e quant'altro. Fa una sorta anche di questionario, diciamo, intervistando l'impresa sull'attacco della parete, su che tipo di serramenti utilizza, sulle altezze da raggiungere e quant'altro, in modo tale che l'impresa non si blocchi di fronte ad una prima difficoltà, ma procede in modo lineare il cantiere. Ok, perfetto. Confermo. Un'ultima, poi passo a te, Denis. Ci chiedono, se può dirselo naturalmente, classica domanda che uno fa al committente: quanto è costata la casa al metro quadro? Se può dircelo naturalmente, ingegnere. Allora, quanto è costata? Le posso dire quanto potrebbe costare realizzarla. Ok, va bene. Indicativamente, allora, quella nello specifico, cioè comunque come avete visto è un progetto anche abbastanza particolare. Denis lo conosce bene perché abbiamo fatto anche 2 interventi proprio lì, cioè ci sono dei serramenti particolari
dei rivestimenti fuori in facciata che chiaramente incidono molto. Quello che posso dire è che, per dare comunque dei numeri, una casa NZEB, quindi certificata in classe 3, in classe 4, una villa singola con un nostro sistema costruttivo, con fondamentalmente un po' tutto quel pacchetto, senza spingersi a una casa passiva, siamo intorno di almeno 150 metri quadri, intorno ai 1550-1600 euro al metro quadro, tutto compreso, cioè dallo scavo alla consegna dell'abitazione. Una casa come questa, quindi una casa passiva o una casa clima gold, indicativamente ha un'incidenza intorno dal 7 al 10% in più, quindi diciamo 1650 1700 euro. È chiaro che è un investimento, come ci siamo detti, che nel lungo periodo comunque rientra abbondantemente, oltre al fatto che, nonostante la soluzione, quella che noi chiamiamo base, quindi una classe 3 o una classe 4, è già un ottimo risultato, questa ha qualcosina in più da un punto di vista di qualità, soprattutto cioè, acustico e anche termico. Però diciamo questi sono dei numeri reali con cui ci presentiamo sul mercato con qualsiasi diciamo, cliente che volesse valutare una soluzione con questo sistema costruttivo. Allora, ok, perfetto, ingegnere, io la ringrazio intanto. Se ci dovessero essere eventualmente altre domande che dovessero appunto arrivare in questi minuti e non c'è tempo eventualmente per rispondere, gliele faremo avere in modo tale che lei può dare risposta diretta ai partecipanti. Certo, volentieri. Io adesso riassegno a Dennis, se così eventualmente se durante le domande vuol far vedere qualcosa, perché allora, iniziamo dall'ultima, tu parlavi appunto dell'assistenza in cantiere, però molti ancora fin dall'inizio ci chiedono se voi avete, se potete fornire sostegno progettuale. Tu avevi fatto riferimento al pubblico, quindi in questo caso anche al privato, anche in zone climatiche diverse dalla E, qui fanno ad esempio un riferimento a una zona climatica C, eccetera. Quindi questo per chiudere quell'arco e quella tematica di consulenza in un certo senso. Quindi se puoi confermare insomma questa opportunità che voi date insomma come azienda. Sicuramente sì. Allora, assistenza di cantiere, come anticipato prima, assistenza progettuale, diciamo nella prima fase. Quindi, se il committente conosce già l'impresa e l'impresa è alle prime armi con questo tipo di materiali, ecco che forniamo l'assistenza di cantiere. Se il progettista non si è mai approcciato ad un sistema di questo tipo, gli diamo tutte le indicazioni del caso ed eventualmente possiamo elaborare anche noi un calcolo strutturale interno. Quindi facciamo una sorta, un servizio di progettazione a 360 gradi. Ecco. E quindi sì, confermo sì che c'è sicuramente un appoggio. Il materiale lo commercializziamo a tiratura nazionale, quindi riusciamo a fornire materiali di diversi spessori sia di isolamento che di calcestruzzo, sia per zone climatiche fredde, tipo le zone E, sia per chi deve difendersi dal caldo, quindi climi mediterranei. Quindi Ok. sicuramente una corretta progettazione degli spessori mi fa orientare una scelta piuttosto che un'altra in base alla zona climatica. Però visto che hai fatto un accenno al materiale, ci chiedono se pezzi speciali come ad esempio gli angoli oppure dove ci sono i terminali delle aperture, dove ci sono architravi, eccetera, hanno dei costi maggiorati rispetto magari al blocco classico, insomma al blocco che viene utilizzato per la parete. Qui tu appunto fai vedere proprio nel sistema Argisol il Sì. blocco d'angolo. Allora, gli elementi hanno costi differenti perché hanno metrature, anche superfici diversi tra di loro. Quindi a livello di quantitativo di materiale è differente, quindi hanno prezzi differenti. Ma al cliente credo che questo sia, sì, sia un discorso abbastanza marginale, nel senso che comunque forniamo, stiamo andando su un ambito di tipo commerciale, quindi vi dico,
forniamo al cliente sia un'incidenza totale a metro quadro della parete comprensiva di tutti gli accessori, quindi ragioniamo spesso sul progetto, quindi ci viene dato il progetto architettonico, lo sviluppiamo, avete visto anche in modo tridimensionale, eccetera, lo interfacciamo con il progetto strutturale, quindi andiamo a sovrapporre i due progetti e diamo al cliente, committente o all'impresa, un costo, diciamo, non orientativo, è un costo di quell'edificio lì, comprensivo di tutta la quantità di vari elementi e comprensivo anche delle scelte che il committente dice, nel senso che se conosciamo già il tipo di serramento che va inserito, allora ci sarà un costo. Se conosciamo invece che utilizza il monoblocco piuttosto che un altro, il costo è differente perché allora andiamo a decurtare altri tipi di materiali. Se utilizza diverse altezze che non sono modulate sul nostro blocco, sicuramente l'incidenza supera qualcosina di più. Teniamo presente che sono comunque accessori dedicati e quindi l'utilizzo maggiore avrà sicuramente un'incidenza diversa. Ok. Altra domanda che invece riguarda la finitura interna. Tu hai fatto vedere nel caso di questa casa Clima Gold, avevi fatto vedere, se non mi sbaglio, delle fotografie dove c'erano la finitura interna era fatta con controparete e cartongesso. Ci chiedono, meglio, ti chiedono, nel caso in cui si debba o si voglia fare insomma una finitura di intonaco, Sì. ci sono dei problemi, ci devono avere degli accorgimenti speciali, in particolar modo chiedono ad esempio se è garantita la portanza dei pensili, per i pensili ad esempio. Ok. Le domande insomma classico insomma. Giustamente, giustamente, sì, sì, Eh, sì, ma infatti sono domande semplici ma curiose. Quindi, mm, allora, sì, per le finiture non ci sono problemi, quindi o si adottano finiture a secco, come in questo caso, che non solamente in controparete, diciamo, anche fissate in aderenza al blocco e le viti del cartongesso vengono direttamente agganciate ai nostri distanziali e lamiera zincata, quindi il blocco è premarcato, sono visibili i segni dove fissare la vite, quindi è molto semplice la posa in opera delle lastre in cartongesso o lastre in gesso fibra o quant'altro, insomma sia montate su struttura che in aderenza. Per quanto riguarda gli intonaci, proponiamo anche noi tutta una serie di premiscelati che siano adatti, diciamo, al nostro tipo di superficie, quindi a un supporto in EPS, che può andare da un intonaco a base calce e gesso direttamente spruzzato o eventualmente per chi preferisce utilizzare intonici a base cemento consigliamo uno strato di rasatura prima dell'intonaco a base cemento. Quindi creiamo un supporto con lo strato di rasatura che è lo stesso che utilizziamo verso l'esterno e dopodiché andiamo direttamente con l'intonaco. ok, ottimo, L'attacco perfetto. dei Adesso, pensili, ecco, l'attacco dei pensili, allora, se sono pensili pesanti, del tipo il fissaggio dei mobili della cucina, il fissaggio di una scala che magari non è fatta in calcestruzzo, ma è una scala prefabbricata in legno e quindi le zanche dei carichi di questo tipo vanno fissati direttamente al calcestruzzo, quindi all'anima portante in calcestruzzo. Come si ok. realizza per esempio l'attacco del pensile della cucina? Ci sono diversi modi e tra l'altro ce lo consigliano gli installatori che li vanno ad appendere. Allora, solitamente o utilizzano dei fisher più lunghi, quindi vanno a superare lo stato di isolamento e vanno ad attaccarsi direttamente sul calcestruzzo. Altri invece cosa preferiscono? Scanalano, diciamo, orizzontalmente e in corrispondenza della barra firettata del pensile lo strato di isolamento interno, vanno quindi in aderenza con la staffa al calcestruzzo e dopodiché ci attaccano il pensile, che può essere una zanca di tipo metallico o anche semplicemente un listello in legno. Quindi io vado a creare una cornice, diciamo così, una scanalatura tutto lungo dove è il mio pensile e lo attacco puntualmente al calcestruzzo e a sua volta arrivo con il mobiletto, il pensile o quant'altro e l'attacco al profilo metallico in legno. Altri Allora, pensili, scusa, altri pensili di pesi più ridotti, che potrebbe essere il quadro o un pendino o qualsiasi altro tipo, la resistenza la fa o la lastra in cartogesso o la finitura finale di intonaco. Quindi mentre da una parte vado ad assicurarmi la resistenza sul fissaggio meccanico del calcestruzzo, dall'altra parte la resistenza viene affidata totalmente alla lastra. ok. Le lastre che vi ho fatto vedere io all'inizio e che commercializziamo anche noi in gesso fibro rinforzato hanno elevate resistenze meccaniche sia agli urti che anche all'estrazione del tassello, quindi riescono a resistere a carichi maggiori rispetto a quelli a cui noi siamo abituati.
che vuol dire, che vuol dire quello dei pensi della cucina, scusami, quello dei pensi della cucina, per carichi pesanti intendo pensi della cucina, oppure intendo i pensili per i sanitari. Ecco, questo tipo di categoria di peso. Ok, adesso abbiamo un po' di domande dal punto di vista del calcolo strutturale, quindi adesso sono tre, a dire la verità. Proprio specifica, per una parete da 30 centimetri, ok? Con un'anima strutturale quindi da 16 centimetri e mezzo, è corretto considerare uno spessore strutturale da 16 centimetri e mezzo o deve essere penalizzato? È corretto, nel senso, la normativa parla che tu devi avere uno spessore di calcestruzzo proporzionale all'altezza. In che numero? Pari a 1/20 della luce libera di inflessione. Quindi se io lavoro con altezze di interpiano usuali attorno ai 3 metri, ecco che 16,5 va benissimo. Man mano che mi sale l'altezza utile, ragiono con spessori maggiori. Per edifici di cui siamo abituati a parlare, 3-4 piani fuori terra con altezze di interpiano di 3 metri, 3 metri e 30, possiamo utilizzare benissimo 16,5. Non ce lo vede nessuno. Siamo sopra a quello che è lo spessore minimo da normativa, che è 15 cm, e sono coerente con l'altezza utile della parete. Ottimo. Allora, ci chiedono se ci sono delle restrizioni sui diametri massimi degli aggregati. Allora, non ci sono restrizioni. Le restrizioni sono in base all'operatività, quindi alle esigenze di cantiere. Diciamo che su un set di queste dimensioni, quindi io in 16 cm ci devo inserire le armature, sia orizzontali che verticali, con le opportune sovrapposizioni, e ci devo inserire anche il calcestruzzo. Quindi affinché non ci siano dei nidi vuoti, non ci siano delle cavità vuote, solitamente sotto le finestre perché non viene vibrato, eccetera, o consigliamo di utilizzare un calcestruzzo S4, quindi che è più fluido rispetto a uno tradizionale, S4, per quanto riguarda la fluidità, diametro massimo minore di 16 mm. In questo modo mi assicuro che la colata di calcestruzzo vada a riempirmi qualsiasi spazio all'interno della parete. Solitamente come che fanno? Il getto del calcestruzzo avviene per corsi, quindi io ho modo di gettare tutto il mio perimetro dell'edificio, ho modo che il calcestruzzo si sedimenta, che così quando passo fresco su fresco naturalmente sul secondo corso, ho già il calcestruzzo che diciamo si è uniformato in tutta la superficie da occupare. Dopodiché alcune battute manuali sul cassone in corrispondenza delle finestre e degli angoli mi assicura che la colata del calcestruzzo diciamo, riempia tutti gli spazi. Ma sono diciamo, tecniche usuali di cantiere, non stiamo inventando niente, ecco questo voglio dire. Allora, ancora un paio di domande dal punto di vista sempre del calcolo strutturale, eccetera. Appunto ci chiedono se dal punto di vista del calcolo strutturale le pareti che sono realizzate con il sistema Argisol vengono modellate come se fossero dei set indipendenti in calcestruzzo armato. Corretto. Ok, Devono essere intese come delle pareti che sono incastrate a terra, che hanno un funzionamento, possiamo dire, anche a mensola, quindi ho tante mensole incastrate a terra, che si prendono l'azione sismica in tutte e due le direzioni. Quindi avrà una rigidezza maggiore nella direzione parallela al sisma, avrà una rigidezza che non considero nella direzione opposta. Quindi avrò tutte le pareti di taglio che mi registrano l'azione sismica, ognuna nella propria dimensione. Consiglio è quello di adottare un comportamento non dissipativo. ok. Quindi significa avere delle azioni sismiche maggiori, quindi lo sgravio è quello di avere azioni sismiche maggiori, però la sovrabbondanza delle pareti, diciamo, mi permette in modo tale di resistere comunque al sisma anche con bassi diametri. Dove non ce la faccio, dove non, diciamo, mi verificano le tensioni, vado ad integrare con delle armature puntuali di diametro anche diverso o cambiando il passo dei diametri o il passo della staffatura o quant'altro, ecco. Certo. Altra domanda, che poi sono alla fin fine son 2, ma, ci chiedono come si integra l'armatura orizzontale, quindi in questo caso del termosolaio, con le pareti Argisol. Tu se non mi sbaglio prima avevi fatto vedere, c'era un piccolo dettaglio in cui facevi vedere appunto come si integrano, se devono praticamente essere vincolati a qualche cosa Mm. o...
Beh, allora le carpenterie di piano funzionano allo stesso modo delle carpenterie di tipo tradizionale, quindi le armature dei travetti, sia superiori che inferiori, vanno direttamente all'interno della parete. Quindi le cordolature, le travi a spessore, le travi sporgenti, sotto sporgenti, eccetera, vanno tutte gettate allo stesso momento. Quindi io sto creando una carpenteria metallica dove tutti i vari ferri si incastrano tra di loro. Quindi il ferro del mio solaio entrerà completamente nel cordolo della parete. Quindi io avrò gettato la mia parete appena al di sotto del profilo inferiore del pannello e completerò il getto del calcestruzzo con la cappa del solaio. Ottimo, Non so se perfetto. mi sono spiegato, però ecco. Ok, va bene, va bene. Ho ancora un paio di domande. Una, ritorniamo praticamente ai costi e a quello specchietto che avevi fatto vedere, che hai fatto vedere di paragone in pratica tra il sistema Argisol e un sistema, chiamiamolo tradizionale, insomma. Sì. Perché allora tu dicevi appunto che c'è un risparmio rispetto all'edilizia tradizionale di circa il 30%. Quindi qui ci sono stati fatti dei costi, quindi dicono se la costruzione tradizionale è di circa 1200 euro al metro quadro, è possibile stimare un costo con appunto il sistema ICF di circa 850 euro al metro quadro? Quello è un costo del materiale, quello è un costo del materiale. E qua i costi, il risparmio non è in quanto il costo del materiale, anzi è un errore paragonare il costo di singolo materiale con il costo del nostro sistema. Probabilmente siamo anche superiori. Il vantaggio è, diciamo, nella posa in opera, quindi il tempo che io impiego a realizzare un piano di questo edificio con il mio sistema sicuramente è minore rispetto al piano del sistema tradizionale. Il risparmio dov'è? Sui costi della manodopera, costi del noleggio delle attrezzature, costi dei noli. Quello è il vantaggio, costi di allestimento di cantiere, probabilmente magari Alessandro li conosce meglio di me questi costi qua. Quindi se Sì, io se termino prima il posso cantiere, intervenire. ecco, quindi se io Infatti la termino prima il domanda era cantiere, rivolta a tutti e due, era. ecco, No, quindi infatti, io scusa, chiudo e Denis. dopo io chiudo e lascio la Sì. parola magari ad Alessandro che diciamo è l'uomo di cantiere, abbiamo la figura qui proposta. I tempi, cioè, l'economia di cantiere si riferisce a questa tipologia, ai tempi di cantiere, a minor manodopera, che e tra l'altro stiamo parlando di un sistema di costruzione semplice, cioè ci siamo dimenticati che io lo poso, abbiamo anche l'assistenza, ma una volta usato, una volta, non è una volta posati i primi 3 corsi del piano terra, abbiamo già capito come funzionano le cose. Oggigiorno, realizzare edifici di edilizia tradizionale ancora in mattone, dobbiamo avere la manovalanza specializzata che ci crea l'angolo, cioè non è, ad oggi manca la manovalanza specializzata in cantiere. Con un sistema tipo il nostro andiamo a sorclassare questa debolezza, quindi anche se non abbiamo manovalanza specializzata, il sistema è talmente intuitivo e versatile che comunque qualsiasi persona riesce a utilizzarlo ed ecco che magari i tempi di cantiere rispettano quelli che servono. Ok. Eh, Ingegner Molla vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo intervenire su questo perché poi dopo è chiaramente fondamentale fare chiarezza perché poi ovviamente i numeri interessano a tutti. Il primo ragionamento da fare è che chiaramente, giustamente, Denis ha detto mi riferisco al materiale, ricordiamoci che stiamo parlando delle sole pareti della casa, cioè la casa finita che costa 1.200, 1.300, 1.400 è composta dalle pareti e da tutto quello che ovviamente ognuno di noi sa, serramenti, impianti, quindi se possiamo avere anche un risparmio sulle pareti non è che poi risparmiamo dappertutto. Quel risparmio del 30% è legato al materiale, come dice giustamente Denis, la mia esperienza facendo comunque lavori anche conto terzi, quindi preventivazione a committenti privati di ville, è che in realtà questo sistema costruttivo è paragonabile più o meno a un sistema costruttivo tradizionale in termini di costi con delle performance superiori. Nel momento in cui andiamo a paragonare le performance, questo sistema diventa addirittura più conveniente. Cioè quando parliamo di più di 60 dB di abbattimento acustico sulla parete opaca, è lì che dobbiamo ragionare, cioè non possiamo dire quanto
quanto costa una casa senza poi misurare le performance dell'abitazione. Una parete normale in Argisol da 30 con una controparete fa 0,16 di trasmittanza, giusto Denis? Sì. Cioè, stiamo parlando di valori che non è che sono proprio bassi, assolutamente no, capisce? E quindi nel momento in cui ci confrontiamo a parità di performance, il sistema è conveniente, ecco, questo sì. Questo Perfetto. mi premeva sottolinearlo per chiarezza. Va bene, anche perché le dico, la domanda era rivolta sia all'ingegner Trovò quanto a lei, quindi era certo. necessario poi avere la doppia risposta, insomma, sia dal fornitore del materiale quanto anche di chi poi ha esperienza nel metterlo in opera, insomma, questo è sicuro. Vista l'ora, insomma, sono già quasi abbiamo oltre le 19, siamo andati. Un'ultima domanda vorrei farla a Denis, l'ingegnere Trovò, perché abbiamo parlato molto di questo sistema, però possiamo fare pareti interrate con questo sistema? E se sì, come le impermeabilizziamo? Giusto una curiosità finale. Sì, infatti prima ho preso spunto, diciamo, da una piscina. In realtà è possibile realizzare le pareti controterra, quindi sicuramente gli interrati si fanno, anzi, ehm, è anche più versatile utilizzare negli interrati in quanto ho anche già l'isolamento formato. L'impermeabilizzazione si fa, diciamo, procedendo con uno strato di rasatura, magari anche uno doppio strato, diciamo, non tirato, non lisciato, ma lisciato così grezzo, dopodiché con una stesa della guaina che può essere a pennello oppure guaina, per come me lo consigliano le imprese, vi dico, ancora quella a rotolo da scaldare a caldo. Si trovano bene con questa, magari hanno una maggiore affidabilità e in questo modo possiamo andare molto vicino al materiale anche con fiamme libere, diciamo, e poter utilizzare la guaina a rotoli a caldo. Ottimo, Eventualmente con perfetto. qualsiasi tipo di guaina, diciamo, da stendere a spatola oppure anche a pennello. E allora stiamo parlando di guaine liquide. Perfetto, allora. Allora, vista l'ora, io direi appunto di concludere. Ci sono ancora qualche piccola domanda riguardo il materiale, ma sono delle curiosità che eventualmente potete rispondere direttamente voi nel momento in cui appunto vi girerò le domande, insomma, così avete magari anche un contatto diretto e una risposta anche più precisa, perché ci sono anche delle domande abbastanza precise che credo necessitano di una risposta ad hoc, quindi questo verrà fatto in un secondo momento. Per cui io naturalmente ringrazio voi due per averci presentato il sistema costruttivo, ma anche il caso studio, insomma, per averci fatto capire come la convenienza, come avete sottolineato, non sta solo nel materiale, ma sta proprio in tutto quello che gira intorno al sistema. Insomma, un sistema che poi ci dà la possibilità anche di avere degli edifici di non solamente dalle grandi prestazioni dal punto di vista energetico, dal punto di vista sismico, ma direi poi anche dal punto di vista della qualità dell'abitare. Ingegner Molla, questo lei appunto me lo Assolutamente. conferma perché ci abita insomma in un edificio di questa tipologia, per cui l'importanza anche di adottare un sistema che permette poi di essere unico come gestione dal punto di vista costruttivo e dal punto di vista strutturale, insomma, e questo è anche una grande una facilità in un certo senso, questo è certo. Per cui io ringrazio naturalmente voi per aver condiviso con tutti i partecipanti la vostra naturalmente esperienza e il vostro sistema. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che sono rimasti collegati fino adesso. Abbiamo sforato leggermente, ma il tema e le domande poi erano interessanti e meritavano delle risposte. Do appuntamento naturalmente a chi è collegato a tutti gli altri appuntamenti online di Edicom Eventi. Potete andare appunto sul sito di Edicom Eventi per controllare gli appuntamenti della prossima settimana e dell'altra ancora. E nulla, io vi ringrazio, auguro buona serata e sia all'ingegner Trovò piuttosto che all'ingegner Molla e a voi che siete partecipati, che siete collegati, vi do appuntamento al prossimo webinar. Per cui buona serata a tutti e Grazie Lara, grazie. grazie a tutti, Grazie. grazie. Grazie.
Salute a tutti. Grazie, salve, salve. Invito tutti, se ci sono ancora altri utenti in linea, a seguirci nei nostri canali social e nel nostro canale YouTube. Ci sono sempre curiosità nuove. Abbiamo un blog anche sul nostro sito per coloro che volessero una formazione, non solamente sui nostri materiali, ma a 360 gradi sul mondo dell'edilizia. Stessa cosa vale naturalmente per l'ingegner Molla e per... Assolutamente, siamo anche noi, anzi, molto spesso collaboriamo un po' anche sui social, quindi quello che ci scambiamo il materiale, insomma. Ecco. È il nuovo modo di comunicare, insomma, sappiamo che Esattamente. è anche quello più immediato in un certo senso. Ecco. Assolutamente. Ecco, infatti. Nulla, di nuovo grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie, buona Buonasera a serata. tutti.